Ciao a tutti, Virus 101 di nuovo ai comandi e di nuovo su Empyrean Galactic Survival. Terza mini guida tutorial di presentazione, inizio a giocare, eccetera, eccetera, simile a tutto quello che abbiamo detto nelle mini guide precedenti, quindi non mi dilungo tanto coi preamboli. Allora, ripartiamo da dove eravamo rimasti, che eravamo rimasti nella costruzione della base. Allora, questa mini guida sarà dedicata solo allo stage 1 di Equip Your Base del tutorial che vedete qui a fianco, quindi dovremo fare cosa? Piazzare un generatore, piazzare una tanica di carburante, costruire un large constructor e quindi attivare la base. Quindi questa mini guida può essere che duri anche un po' di meno, quindi la dedicheremo esclusivamente a questo step, quindi a questo stage 1 di prepara la tua base. Come andiamo ad operare? Allora, come al solito andiamo sul nostro Survival Constructor, qui abbiamo un po' di cose già costruite, dobbiamo cominciare a piazzare un generatore, quindi il generatore dove lo costruiamo? Lo troviamo nella lista degli oggetti, quindi nei devices, quindi negli apparati e andiamo a vedere subito dov'è il generatore. Eccolo qua, Small Generator, come vedete qui rosso e giallo, quindi può essere costruito sia su base che su Capital Ship e darà potenza alla base e alla Capital Ship. Ovviamente il generatore ha bisogno di carburante, il carburante va inserito nella tanica del carburante e cosa sarà mai il nostro carburante? Saranno ovviamente i fuel pack. Quindi, allora, mentre parliamo, che spieghiamo due o tre cosette, andiamo anche a costruire un po' di fuel pack, visto che ci serviranno dopo. Allora, cominciamo a vedere. Il generatore ha bisogno di un sacco di cose, ha bisogno di metal components, di capacitor device, di reactor core, control device, electronics e due computer. Quindi iniziamo a costruire dai capacitor device che sono qui dentro. Scusate, ho sbagliato. Eccoli qua, come vedete hanno bisogno di electronics, cavi e metal components, quindi buttiamo subito in costruzione un sacco di metal components, un sacco di cavi, un po' di electronics e un po' di control devices, che insomma sono tutte cose che serviranno più o meno alle costruzioni che dovremo fare. Nel frattempo andiamo a rifocillarci un attimo, quindi mangiamoci un po' di cibo, ecco ci siamo appena avvelenati da soli, che bello, ma non disperate, possiamo curarci. Nella puntata precedente avevamo preso delle alghe, vediamo se riusciamo ad andare ad utilizzarle. Eccole qui. Andiamo qui, come potete vedere possiamo fare questi seaweed snack e ci curano dal cibo avvelenato, quindi mettiamole qua in costruzione e utilizzeranno 3 seaweed, perfetto, quindi abbiamo 8 giusti giusti, perché? Perché dopo aver fatto uno snack di alghe andiamo a fare anche un po' di biocarburante, quindi intanto lasciamo tutto qua in costruzione, tra un po' avremo finito e vedremo un attimo intanto cosa possiamo andare a costruire. E il capacitor intanto ha bisogno dell'electronics, ok, finiti i cavi passeremo all'elettronica, ok, intanto rimuoviamo un po' di steel plate e di metal pieces perché dobbiamo andare a curarci un attimo perché ci stiamo ovviamente pian pianino avvelenando e questa cosa non ci piace e non va bene. Ok, quindi come vedete abbiamo già il capacitor, allora 26,6, ok, possiamo già mettere in costruzione 2 nella coda di costruzione e dopo mettiamo anche qualcos'altro. Ok, la stamina nostra sta scendendo, quindi speriamo che faccia veloce a costruire. Eccolo qui, ottimo, mettiamolo subito a mangiare. Perché? Perché ci dobbiamo curare e come vi dicevo, eccoci qua, ci siamo curati, la nostra stamina, la nostra vita stanno lentamente recuperando e nel frattempo andiamo a vedere cosa siamo riusciti a costruire. Allora, recuperiamo il biocarburante, componenti possiamo lasciarli pure qua, non ho la scimmia di spostarli su e giù. Ok, abbiamo costruito il primo capacitor, il secondo non lo possiamo costruire perché non avevamo abbastanza electronics, infatti ne ho costruiti pochi purtroppo, comunque nessun problema, ecco qui costruiamo subito il secondo. Quindi siamo già a buon punto come potete vedere della costruzione dello small generator. Ci serve un reactor core, quindi andiamo a costruire anche quello, eccolo qui. Il reactor core ha bisogno dei motori, quindi possiamo già farli, facciamoli subito il motore. Ha bisogno dei tubi, i tubi hanno bisogno del steel plate, quindi sono tutte cose, una che ha bisogno dell'altra, sono tutte cose che dipendono l'una dall'altra. Anche qui non spaventatevi, il costruttore di base vi rogna così tanto. I costruttori avanzati, voi premete l'oggetto e lui costruisce automaticamente tutto quello che gli serve
come materiali per essere costruito. Quindi andate tranquilli e il costruttore avanzato, passatemi la battuta informatica, risolverà automaticamente le dipendenze, perché fondamentalmente di quello si tratta. Allora, andiamo a fare un altro po' di tubi e andiamo a fare un po' di electronics. Ok, ci serviranno anche un computer? Sì, ce ne serviranno ben due. Allora, intanto che costruiamo Reactor Core, vediamo anche i computer, di metterne due in costruzione. Vediamo se ce la facciamo. No, mancano sempre pezzi di elettronica. Ok, ecco qui. Molto velocemente, come vedete, abbiamo costruito tutto quello che ci serviva per arrivare a costruire il nostro generatore. No, ci manca ancora, no. Ci manca ancora un po' di elettronica. Ok, allora facciamo ricostruire queste due o tre schedine elettroniche. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, via alla costruzione subito dello small generator, perché dopo dovremo costruire anche il fuel tank. Allora, ci serviranno 4 electronics, quindi ce lo dice già, 1 e 2, come vedete l'output count è 2, quindi ogni 1 qui genererà 2 electronics qui, giusto per. Adesso andiamo qui a fargli costruire le cose, intanto recuperiamoci un po' di materiali, tanto li togliamo da qui, che rischiamo di perdere il conto dei materiali. Eccolo qui. Generatore, come avete visto, è stato costruito, i componenti elettronici, anche questi, sono stati costruiti a loro volta, quindi possiamo costruire il fuel tank. Ci mette molto meno perché comunque è un componente meno difficile da costruire per il costruttore. Ovviamente più andiamo su col livello del costruttore, minore sarà il tempo di costruzione degli oggetti. Perfetto, quindi adesso abbiamo costruito il generatore e il carburante, andiamo a piazzare subito il nostro generatore da qualche parte. Allora, dove lo piazziamo? Ah sì, dai. Allora consideriamo che qui magari costruiremo i veicoli, lo mettiamo qui, dai, tanto stiamo iniziando. Una cosa che ho scritto nella guida precedente, nella descrizione, che non ho purtroppo trattato, è come ruotare i pezzi. Allora, tasto INS, come vedete, cambia gli assi di rotazione, come il tasto touch, dai. Evviva, il tasto cancia, ecco qui. Quindi possiamo ruotare il pezzo come ci pare. Eccolo qui, possiamo metterlo anche in verticale, il generatore, ma sì, possiamo lasciarlo anche qui. Come vedete è spento, non sta facendo niente. Possiamo ruotarlo ulteriormente? No, allo stato attuale no, ma potremmo farlo con un altro, magari se mi accendo la luce, potremmo farlo con un altro strumento più avanti, si chiama multitool e dopo vedremo in un secondo video come funziona quell'oggetto lì. Perfetto, seconda cosa da fare è piazzare la tanica di carburante, eccola qui. Diciamo che già adesso potremmo attivare tutta la base, ma sprecheremo solo un po' di carburante perché la base non farebbe nulla. Quindi continuiamo con le costruzioni e andiamo a costruire la cosa più tosta del gioco. Dico più tosta perché insomma è la cosa più rognosa da costruire, che è il Large Constructor. È uno strumento complesso, richiede tante cose, ma vedrete che una volta fatto sarà una manna dal cielo, perché vi consentirà di costruire, come vi dicevo, in automatico, quindi risolvere automaticamente le dipendenze di costruzione e quindi farà tutto lui da solo. Ci serve cosa? Ci servono fondamentalmente due motori, quindi cominciamo a costruire i motori. Uno, e andiamo a fare cosa servono i motori, quindi cavi, i metal components, questi non sono mai abbastanza, e l'elettronica. Quindi un motore l'abbiamo già fatto e adesso andremo a costruire anche il secondo. Lo metto già in lista perché tanto dovremo arrivare ad avere tutto quello che ci serve. Perfetto, abbiamo fatto bene i conti. Bravo, bravo me. Ok, quindi i motori ci sono. Quindi adesso cosa ci serve? Ci serve computer, ci servono electronics, metal components e tante altre cose. Allora, metal components, come dicevo, non sono mai abbastanza, buttiamoli là. I computer hanno bisogno fondamentalmente di electronics, 2, quindi ne mettiamo 2. Control device ce ne serve un altro. E metal components ne abbiamo, come dissero gli antichi saggi, ne abbiamo a strafottere, quindi ne abbiamo abbastanza. Ok, primo computer possiamo costruirlo, secondo computer dovremmo poterlo costruire. No, ho sbagliato i conti, ecco giusto i cavi, non li avevo contato i cavi, va bene, dai, nessun problema, buttiamoli in costruzione tutto, perfetto. Ok, abbiamo quasi tutto, quindi adesso ci servono cavi, tubi e un'altra cosa, ed electronics, perfetto. Allora 5 electronics, attimo, scusate, mi sono un po' perso con le tab, 5 electronics,
4 cavi e non mi ricordo quanti tubi. 4. Sì, 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 dai, ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Dai che facciamo veloci. Ci vorrà un po' per costruire il Large Constructor, quindi abbiate pazienza. Perfetto, possiamo metterlo in costruzione, lasciamolo costruire, recuperiamo tutto quello che ci serviva. E sì, dai. Nel frattempo che costruisce mettiamo anche in ordine di costruzione un po' di magnesio che ci serve per costruirci i proiettili, che non sono mai abbastanza all'interno di questo gioco, quindi diciamo che non sono mai abbastanza in tutti i giochi i proiettili, quindi yeah. Ok, piazziamo il Large Constructor, quindi velocemente anche andremo a vedere un attimo come funziona il Large Constructor, anche per quello che vi dicevo prima, e attiveremo ovviamente la base. Questo è il nostro obiettivo, avere una mini base piattaforma almeno funzionante per quanto riguarda le cose iniziali. Come vedete il Large Constructor è large, è grande, occuperà un bel po' di spazio, quindi decidete con calma dove andare a piazzarlo. Adesso accendiamo un attimo i jetpack, ci spostiamo un po' in alto, magari forse anche un po' troppo. Allora, ricordatevi se riuscite di tenere tutto a portata di mano, perché evitate di perdere tempo in inutili spostamenti all'interno della vostra stessa base. Eccolo qui. Allora, il display dovrebbe essere dall'altra parte, quindi se non mi ricordo male, eccolo qua. Piazziamolo qui e così, perfetto. Ovviamente è un po' fuori, ma non ci interessa un fico, perché andiamo a costruirci un po' di blocchetti e andiamo a integrare la piattaforma in modo che il nostro Large Constructor possa occupare ed essere e non praticamente essere sospeso nel vuoto per metà. Eccolo qui, come vedete lì è un po' sospeso nel vuoto, insomma. Ah, mm, mm. Ok. Cosa fare in questi casi? Cosa fare in questi casi? Faccio fatica a raggiungere l'area di costruzione, c'è un tasto, si chiama F5. F5 lancerà un drone. Il drone sarà comodissimo per poter costruire. Come vedete si sposta, vi aiuterà nelle ricognizioni e niente, vi aiuterà tantissimo perché potete costruire nelle zone dove il vostro personaggio farebbe fatica ad arrivare. Come vedete noi adesso abbiamo aggiunto e integrato la piattaforma e il nostro drone ci ha aiutato in ciò. Eccolo qui, ripremiamo F5, il drone si spegne e noi torniamo a giocare e utilizzare il nostro personaggio. Quindi, piccola chicca, ricordatevi sempre F5, il vostro amico drone. Ok, utile per le ricognizioni e altre cose. Tasto F5. Perfetto, a questo punto ci basta solo attivare la base. Come attiviamo la base? Andiamo nel deposito di carburante, facciamo un bello shift click, riempiamo la tanica di carburante, la fuel tank, eccola qui, con tutto il carburante possibile. Una volta inserito possiamo attivare il generatore. Allora ci basta stare in piedi sulla base, premere P, ok, e quindi cosa fare? Dare un nome alla base, quindi Viral Base MK1, perfetto, e quindi semplicemente premere Powered. A questo punto il generatore entrerà in funzione, come vedete eccolo qui, sta girando, e che cosa succederà? Potremo usare l'Advanced Constructor che ci consentirà di fare tante cose belle. Come vedete abbiamo già il Color Tool, che è un tool che ci serve per colorare, ma dallo stato attuale non ci interessa costruirlo. E basta, adesso andiamo invece a fare un'altra cosa, visto che ci resta un po' di tempo, faccio velocissimo, andiamo su Weapons, no, era su miscela, su Tools, scusate, e andiamo a costruire subito il Multi-Tool. Il Multi-Tool, sblocchiamo il template che dopo andiamo a costruirlo. Recuperiamo dall'altro costruttore i materiali di base perché ci serviranno di qua, gli altri materiali lasciamoli là, insomma non mi interessa che là. Ricordatevi shift click per fare questa cosa molto molto comoda. Adesso il multitool ha bisogno di metal component, electronics e cables. Questo l'ho fatto perché non ho recuperato i materiali, perché vedete non c'è niente dentro questo costruttore. Io basta che clicco il multitool e automaticamente il large constructor risolve le dipendenze di costruzione e quindi automaticamente va a costruire l'oggetto. Quindi questa è la comodità con la C maiuscola, quindi
Meglio di questo, cosa vogliamo chiedere? Perfetto, eccolo qui il multitool. Adesso andiamo a vedere subito come funziona. Mettiamo che ho sbagliato a mettere un cubo, questo non ci sta, non lo voglio lì, cosa faccio? Seleziono il multitool e non succede niente. Mi dimenticavo un'altra cosa, che tutti questi oggetti hanno bisogno della del loro relativo munizionamento, quindi dobbiamo aggiungere dei fuel pack di promezio e non quelli di idrogeno, perché ci saranno anche quelli, comunque, e andiamo a costruire i nostri colpi. Come un'arma ai colpi usa i proiettili, il multitool usa le ricariche, questo è il multicharge che vedete qua. Comunque ne genera parecchie, quindi non preoccupatevi, non c'è nessun problema. Invece andiamo nel frattempo a costruire un po' di fuel pack, perché questi sì invece ci serviranno dopo. 19, 20, perfetto. Come siamo d'ossigeno? Siamo un po' bassi di ossigeno. Ne abbiamo qui a disposizione? No. Quindi, allora, nel frattempo andiamo anche a integrare un po' le scorte di ossigeno per non morire soffocati. Prossimo video integreremo la base con i moduli di sopravvivenza, quindi aggiungeremo il generatore di ossigeno, la stazione medica e altre cose, insomma, dopo vedremo nel prossimo video. Ok, multicharge pronti all'uso, multitool costruito e in barra pronto a essere usato, premiamo R. Sì, magari se recupero anche il multicharge dal constructor riesco anche a ricaricarlo. Perché non me lo ricarichi? Oh, eccolo qua, perfetto. Allora, mi dimenticavo di fare una cosa. Quando lo equipaggiate la prima volta, ricordatevi di premere il tasto destro per decidere cosa fargli fare. Allora, deconstruct, distrugge il modulo e recupera un parte dei materiali di cui è composto. Disassemble, distrugge il modulo ma ve lo fa ricomparire in inventario. Upgrade, potete potenziare un inventario, o se no, change and rotate. Io adesso qui non posso fare niente, perché? Perché non ho carica. Adesso quindi premo R e ricarico il mio bel multitool. Quindi disassemblo questo modulo ed eccolo qua, l'ho rimosso dall'ambientazione, dal mondo, dalla mia base o da dove era stato erroneamente piazzato. A questo punto posso decidere di ricostruirlo e dico ok, bene, voglio ruotarlo. Ok, seleziono, rotate e dopo, come al solito, stessi tasti che dicevamo prima vi consentono di ruotare il modulo sul posto. Eccolo qua. Invece, eccolo qua, disassemble e via, e lo rimuoviamo. Repair vi consentirà di riparare i moduli danneggiati, quindi se io per errore ho pigiato un disassemble, vedete sto danneggiando volontariamente il mio large constructor, non vado oltre per la fatica che ho fatto per costruirlo, comunque eccolo qui, posso rigenerare la sua integrità, quindi posso riparare completamente il modulo. Detto questo, ci fermiamo qui. Prossimo tutorial sarà basato sulla costruzione della torrete ammo box e l'aggiunta, come vi dicevo appunto, di ossigeno e produzione di cibo, e probabilmente non riprenderò direttamente da qui perché c'è un modulo che richiede circa una mezz'oretta per essere completato, che è praticamente, una volta piantato un seme, crescere la pianta, quindi vi spiega anche come coltivare, quindi la parte di coltivazione la preparo prima di iniziare il video, se no veramente non ho neanche il tempo, in 20 minuti non mi bastano per finire il video. E detto questo, andiamo a chiudere anche questa mini guida sull'attivazione della base. Abbiamo detto tutto. Virus 101 vi ringrazia come al solito e andiamo a chiudere. Ci vediamo prossimamente per le prossime mini guide su Empyrion, mini guide che una volta completate poi ci porteranno allo story mode, e che cos'è lo vedremo in seguito. Non posso anticiparvi troppo, ma forse qualche già accenno ne avevo già accennato anche in qualche video precedente, lo story mode di questo gioco, insomma. Quindi lì andiamo a fare proprio un'avventura, andremo a fare proprio un'avventura con la A maiuscola all'interno di questo gioco. E perfetto, quindi di nuovo grazie a tutti, Virus 101, Transmission out e alla prossima.